Bloccata una frode milionaria nella sanità di Lanciano, la Guardia di Finanza di Chieti d'Abruzzo, guidata dal capitano Domenico Siravo, ha sequestrato oltre 1 milione di euro nell'ambito dell'operazione Protesi Fantasma. Le indagini hanno rivelato che dispositivi medici mai consegnati ai pazienti sono stati comunque fatturati e pagati dalla ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. Il profitto illecito accertato supera i 740.000 euro, ottenuti attraverso fatture false emesse da una società fittizia con sede a Roma. 2 persone sono indagate per truffa aggravata e utilizzo fraudolento di documenti falsi. Il sequestro riguarda beni immobili, risorse finanziarie e un trust collegato agli indagati. L'operazione punta a proteggere le risorse pubbliche destinate alla sanità, contrastando lo spreco di fondi e garantendo sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Le indagini proseguono.